Incidente a folle velocità tra le vie di Treviso ieri sera. Ladri in fuga contromano provocano 2 incidenti e si dileguano in auto in vero e proprio kit per lo scasso. Intanto a Roncade nuova ondata di furti. Omicidio di Capoverde, confermato l'arresto del 48enne romagnolo accusato di aver ucciso Marilena Corrò e del complice 52enne milanese. L'autopsia decisiva per accertare la dinamica del delitto. Le insegnanti di una scuola elementare di Mogliano hanno deciso quest'anno di non realizzare il presepe nel loro plesso. La segnalazione di alcuni genitori, comune e associazione di quartiere chiedono spiegazioni. Anche a Treviso stamane la marcia dei ragazzi di Friday for Future, ribattezzata Block Friday per la concomitanza con gli sconti nei negozi. I giovani tentano di bloccare il PUT ma trovano il muro della polizia. Avevano messo in piedi una vera e propria impresa dedita allo spaccio di marijuana nel centro di Vidora. 2 ragazzi residenti in Cadore arrestati dai carabinieri. Frana di Schiucazza, nuova scarica, 3.000 metri cubi di fango e sassi vengono giù e lambiscono le case, 2 abitazioni evacuate, paura e rabbia in Alpago. Attesa finita per la mostra evento al Museo di Santa Caterina a Treviso, da domani l'apertura al pubblico di Natura in Posa fino al 31 maggio 2020. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano quanto accaduto ieri sera tra le vie di Treviso, un inseguimento a folle velocità. I ladri alla vista della polizia si sono dati alla fuga lungo Viale della Repubblica e dopo aver urtato una macchina che proveniva in senso opposto sono finiti contro un marciapiede. I 2 poi si sono dileguati a piedi dopo aver abbandonato l'auto e torna in mente quanto accaduto qualche mese fa nello stesso posto. Tutto è iniziato in Viale della Repubblica, proprio sulla rotonda vicino alla questura. Gli agenti delle volanti hanno intercettato l'auto con 2 persone a bordo, hanno intimato loro di fermarsi azionando i dispositivi luminosi e acustici. L'automobilista ha così accostato a destra, ma quando gli agenti si sono avvicinati l'uomo ha messo in moto ed ha iniziato una fuga a folle velocità. I soggetti, scappando dall'inseguimento della volante, hanno imboccato contromano sia la rotonda stessa che la prima parte di Viale della Repubblica, andando anche a collidere con una macchina civile. La loro corsa si è fermata in via Bastia, dove probabilmente a seguito di una collisione con il marciapiede il veicolo è diventato inutilizzabile. Un inseguimento che richiama quello avvenuto a settembre, quando 3 giostrai, dopo aver messo a rischio l'incolumità di altri automobilisti, si erano schiantati contro un negozio di ortofrutta. Ieri sera stessa modalità. I 2 forse albanesi, dopo essere andati contro un marciapiede, sono però riusciti a fuggire approfittando del buio. Dentro l'auto dei ladri è stato trovato tutto quello che poteva servire per mettere a segno furti in abitazione. Un passamontagna, dei guanti, cacciaviti e tutto il materiale che viene generalmente utilizzato per scassinare per esempio le serrature, oltre ovviamente alla presenza di un flessibile che è sintomatico della volontà ovviamente di delinquere da parte degli occupanti. La polizia ieri sera era impegnata in un'operazione ad alto impatto con un controllo straordinario del territorio a Treviso nei comuni di Silea e Villorba contro i fenomeni predatori. Ora spetta alla squadra mobile a dare un nome e un volto ai 2 ladri. L'auto, ora sotto sequestro, risulta intestata ad un prestanome, un indiano non residente in provincia di Treviso. E intanto non si fermano i furti nella Marca. Anche ieri sera diversi colpi messi a segno tra le vie di San Cipriano di Roncade, una frazione ormai da settimane sotto scacco. Via Giovanni XXIII, via Nicolò Tommaseo, via Trento Trieste. 3 strade tra loro collegate, prese di mira dai ladri, entrati in azione nel tardo pomeriggio, appena è calato il buio. Almeno 4 le abitazioni razziate in poche ore, probabilmente dalla stessa banda che sta tenendo sotto scacco da settimane il quartiere di San Cipriano. Ne sentiamo tutti i giorni, qua in via Zanella, in via Montiron, la Pentia, adesso in via Tommaseo, che è questa strada qua. Di continuo. Anche stavolta il copione dei furti è sempre lo stesso. I banditi hanno aspettato il buio per entrare in azione, hanno forzato le finestre e una volta dentro hanno passato a setaccio ogni stanza in cerca di contanti e gioielli, portando via quanto più possibile. È così che hanno agito tra le 17 e le 19 nell'abitazione di 2 anziani coniugi prima, poi nella villetta accanto del figlio. Dopo aver attraversato i campi, i banditi hanno chiuso il cancello d'ingresso con del fil di ferro e si sono introdotti nella casa dei genitori mettendo tutto a soqquadro. Sono dei professionisti perché hanno metodo. Da mio padre hanno portato via dei valori affettivi, le fedi, oro,
avevo anche del materiale fotografico di un certo valore, non l'avevo neanche guardato. Un'esperienza che inevitabilmente cambia la vita. Un po' la ricerca di ricominciare. Un trauma che non passa, soprattutto se, come nel caso di questo cittadino, la propria abitazione nel tempo viene violata per 3 volte. Non puoi uscire di casa perché non sei tranquillo e quando esci hai l'angoscia di tornare. È stata rintracciata dai carabinieri nelle vicinanze di Piacenza la 17enne scomparsa nei giorni scorsi da Conegliano. La ragazza aveva inizialmente contattato la madre per chiedere di non essere cercata, mettendosi poi in contatto una seconda volta nella giornata di ieri attraverso una videochiamata su WhatsApp per rassicurarla sulle sue condizioni di salute. Le indagini scattate subito dopo l'allarme della madre avevano portato ad indagare un giovane di 27 anni, romeno, residente in Germania, che sembra la ragazza avesse conosciuto via chat, accusato di aver indotto la minorenne ad allontanarsi da casa. Dunque indagini ancora in corso, ma la ragazza fortunatamente sta bene ed è tornata a casa. Ed è stato confermato dalla Polizia Giudiziaria di Capoverde l'arresto preventivo di Gianfranco Coppola, il presunto assassino di Marilena Corrò. Fermato anche un secondo italiano. In attesa dell'autopsia a Borgo Cavour, dove la donna ha vissuto per molti anni, i residenti chiedono chiarezza e giustizia. Purtroppo questo è accaduto, la magistratura e le indagini faranno il loro corso, insomma, sicuramente è un dolore che la città tutta si porterà dietro. È evidente che vogliamo giustizia. Serve giustizia e chiarezza. Giustizia e chiarezza di fronte alle notizie che arrivano da Capoverde. Questo chiede chi conosceva Marilena Corrò, per 15 anni titolare del B&B da Maggie di Borgo Cavour, prima di rilevare a Capoverde la piccola pensione del padre Luciano e trovare una fine atroce, prima massacrata di botte, poi gettata in una cisterna. In queste ore una prima parziale ammissione è arrivata dal romagnolo Gianfranco Coppola, il 48enne istruttore di kickboxing, fermato fin da subito dalla polizia capoverdiana. Coppola ha ammesso la colluttazione ma non l'intenzione di voler uccidere la donna, fermato anche un 52enne che sarebbe stato complice nel ripulire la scena del crimine. La magistratura ha confermato entrambi gli arresti. Nell'appartamento di Coppola sono stati anche sequestrati PC, cellulare e della cannabis, il che confermerebbe anche il movente economico, e questo in attesa degli esami dell'autopsia che dovrebbe svolgersi in queste ore. Marilena spesso rientrava nella sua casa di Borgo Cavour, dove ci sono i figli e i fratelli, come conferma anche la sua parrucchiera Roberta, poco meno di 2 mesi fa, l'ultimo incontro. È venuta a farsi la piega e poi ha detto ci vediamo quando torno, io ho un'attività là in Africa, Capoverde, e poi praticamente non abbiamo sentito la notizia e siamo rimasti malissimo. Ma lo shock per la morte di Marilena riguarda tutte le generazioni. Il fatto che ci sia stato ancora un femminicidio fa pensare, insomma, bisognerebbe far pensare alle persone su questo fatto. Voltiamo pagina, andiamo a Mogliano, dove le insegnanti di una scuola elementare hanno deciso quest'anno di non realizzare il presepe e in città scoppia la polemica. Le insegnanti della scuola Polo si sono riunite in interteam e hanno fatto una scelta molto libera di festeggiare il Natale con altre attività e con altre iniziative che non fossero quelle del presepe. La dirigente scolastica spegne sul nascere ogni discussione in merito alla decisione presa all'unanimità dalle insegnanti, compresa quella di religione della scuola primaria Marco Polo di Zerman. Se in passato scelte simili in altri istituti scolastici italiani erano state dettate dalla volontà di non urtare la sensibilità degli alunni stranieri, in questo caso la situazione è decisamente diversa. In questa scuola non sono presenti alunni stranieri, quindi non legata all'esistenza delle professioni di altre religioni nella scuola. Alla scuola Marco Polo, spiega poi la preside, il Natale verrà celebrato decorando il tradizionale albero e con altre iniziative. Viene festeggiato e viene aspettato a scuola con le attività che le docenti decidono. Nessuna negazione delle tradizioni, sottolinea la dirigente scolastica, che spiega come l'istituto porti avanti da tempo dei progetti per preservare le usanze tipiche e ricorda ancora la partecipazione al bando del MIUR che ha finanziato la realizzazione del presepe in un plesso del comprensivo Minerbi. La professoressa De Salvatore, che nelle prossime
ore incontrerà il presidente del quartiere di Zerman per discutere di questo, si dice a disposizione dei genitori che volessero ulteriori spiegazioni. E anche il comune di Mogliano chiede che vengano chiariti i motivi della decisione. Con la nostra più grande volontà di mediazione e le capacità comunicative che ci contraddistingue con questa amministrazione, vogliamo capire e vogliamo soprattutto tranquillizzare tutti i cittadini della frazione di Zerman. Anche a Treviso, corteo degli studenti per sensibilizzare contro i cambiamenti climatici, manifestanti che hanno cercato di invadere il circuito esterno delle mura cittadine. Si è concluso così il tentativo di bloccare il traffico sul PUT esterno da parte dei partecipanti alla quarta manifestazione del venerdì contro i cambiamenti climatici. Un muro di forze dell'ordine ha fermato la corsa iniziata d'improvviso davanti alla biblioteca comunale. Questi dunque i momenti salienti di una manifestazione che fino a qui si era svolta quasi sommessamente. 500 manifestanti secondo la valutazione della questura alla partenza davanti alla stazione per un corteo scandito da alcune fermate come in piazza Borsa per contestare gli uffici dell'ENI. Dipinto e variegato il serpentone di giovani che hanno sfilato lungo il Calmaggiore per raggiungere piazza Duomo. Io sulla terra non sono messa bene, c'è bisogno di fare qualcosa. Non siamo qui a caso, ci accusano di essere qui per saltare scuola, ma se anche fosse, il problema esiste, dobbiamo risolverlo assolutamente. E se da un lato questi giovani hanno suscitato simpatia al loro passaggio, come per questi due operai nel cantiere dell'ex intendenza, dall'altro non è passata inosservata la presenza di molti altri studenti lungo il percorso che hanno aspettato il passaggio del corteo per poi dileguarsi. Controbilanciati, va sottolineato, da quelli che hanno trascorso la mattinata a raccogliere carte ed altri piccoli rifiuti lungo il percorso. L'ennesima manifestazione per ribadire la differenza di pensiero tra generazioni. Il pensiero dei ragazzi viene sempre bisfrattato e non gli viene data veramente importanza. Domani a Treviso, invece, alle 18:30 in piazza Borsa arriva il movimento delle sardine. L'appuntamento è in piazza Borsa, dove sabato a partire dalle 18:30 andrà in scena il flash mob dei ragazzi che hanno dato vita al movimento delle sardine, che in poche settimane, grazie ai social, ha riunito migliaia di persone. Nate, spiegano loro, contro populismi e sovranismi, le sardine stanno già dividendo l'opinione pubblica. Anche a Treviso, dove nel fine settimana arriveranno per farsi conoscere e far sentire la loro voce, tra i cittadini c'è chi appoggia il movimento e chi invece si dimostra scettico sui motivi della protesta. Quando che verranno a Treviso vorrei sapere cosa vogliono le sardine. Se le sardine sono valide le portiamo avanti, se non sono valide niente da fare. Le sardine sono anche un pesce povero, insomma. Punterei sul salmone, sul caviale, non so, sull'astice, su queste cose qui. Poi sono un po' patetici, anche perché insomma penso che non sappiano realmente di cosa parlino, poi non hanno nemmeno un'idea, un progetto. Sembra di tornare un po' agli anni 70, ecco, quando c'era questa contestazione giovanile, così, perché erano annoiati, gli stava antipatico qualcuno. I giovani che parlano e parlano così bene sono soltanto piacevoli. Io ho la mia età, però sono molto contento che ci siano giovani che lo facciano. Ho invidia per loro. Sarei voluto essere giovane come tanti anni fa ed essere presente nel movimento. Molto molto bella. Le sardine non servono a niente, non hanno un pulso. Al momento sembra come una bolla di sapone. A noi altri qua le sardine piacciono, ma quelle sotto olio o per fare i bigui in salsa. Torniamo alla cronaca, avevano messo in piedi una vera e propria impresa dedita allo spaccio di marijuana in centro a Vidor, 2 ragazzi residenti in Cadore arrestati dai carabinieri di Vittorio Veneto. Più che una serra fai da te, una vera e propria start-up della marijuana con più reparti dalla produzione allo stoccaggio. Peccato che i movimenti dei 2 giovani imprenditori, chiamiamoli così, non siano passati inosservati nel cuore di Vidor, dove da poco avevano ottenuto incomodato d'uso gratuito da una società vicentina un seminterrato che tra l'altro usavano anche per dormire. È durata poco l'avventura di una 24enne italiana e di un 28enne albanese, entrambi residenti a Pieve di Cadore, dove già nel 2016 erano stati pizzicati con 60
66 piantine in casa e poi condannati. Il blitz dei carabinieri di Valdobbiadene è scattato martedì all'alba. I due vengono fermati nella loro auto, una Megane. Subito saltano fuori 2 involucri di marijuana per un totale di 700 grammi. Da lì l'irruzione nel seminterrato, 88 le piantine stese sotto le luci al neon, quasi 3 kg invece quelli rinvenuti a terra e pronti per la distribuzione. In totale una produzione da quasi 15.000 euro, 750 dosi. Già da qualche settimana i militari li stavano osservando nelle loro uscite e nei loro spostamenti da Silea a Olmi di San Biagio, passando per Portogruaro e Noventa. Fondamentale l'aiuto delle telecamere sparse per la Marca. E quindi hanno permesso di verificare che appunto potessero effettuare giri per la distribuzione dello stupefacente prodotto. Mentre l'uomo è stato portato al carcere di Sant'Abona, la ragazza si trova alla Giudecca. Ora dovranno rispondere, oltre che del reato di spaccio, anche di quello di furto di energia elettrica. Abusivo era pure l'allacciamento delle luci al neon che consentiva alle piantine di crescere rigogliose grazie alla rete pubblica. Cambiamo argomento, parliamo di arte e cultura perché al Museo di Santa Caterina a Treviso da domani fino al 31 maggio 2020 in scena i capolavori di Natura in posa. Un binomio artistico unico nel genere, i capolavori ben 50 del Kunsthistorisches Museum di Vienna e le opere dei grandi fotografi contemporanei. Il tema è la natura in posa. Un percorso sorprendente al tempo stesso tematico e cronologico, dove verrà raccontata l'evoluzione del genere dello still life, che ha le sue origini già nell'antichità ma che assurge al rango di rappresentazione autonoma proprio nel Veneto con il Bassano, per poi raggiungere l'apice intorno al Seicento nei Paesi Bassi. Abbiamo scelto un percorso molto intimo con le pareti scure e i quadri illuminati nel buio, in modo che il visitatore possa veramente essere rapito dalla bellezza di questo percorso. Alle spalle dell'assessore un'icona di questa mostra. È un quadro famosissimo tra le nature morte più belle al mondo, e perché è così prezioso svela un segreto: Bruegel il Vecchio sono ritratte ben 31 specie di fiori. Straordinari vanitas, composizioni floreali, raffinate scene di mercato, sontuose tavole imbandite sfileranno in mostra accanto a ritratti di interni e delle stagioni o preziosi simboli iconici che ci ricordano la caducità della vita e dei suoi piaceri. Si trova una serie di autori forse meno noti per il pubblico italiano, comunque sono autori diciamo provenienti da aree fiamminghe olandesi. Però abbiamo accostato a questo forte nucleo appunto di nature morte nordiche, abbiamo accostato anche prove di artisti italiani. Una mostra innovativa accanto alla pittura, la fotografia. Dialogano in un modo direi assolutamente diretto. In questo caso alle mie spalle abbiamo un'opera di David LaChapelle, un autore contemporaneo, un fotografo americano, diciamo di 55 anni circa, e che ha studiato a fondo la storia dell'arte e l'ha studiata così bene che riproduce esattamente gli stessi schemi dei quadri che ci sono qua nella mostra Natura in posa. Si tratta della prima tappa di un progetto importante che porterà Treviso a candidarsi capitale della cultura nel 2022. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, il maltempo dopo qualche piccola tregua sembra però non allentare la morsa sulla nostra regione, sulla Marca Trevigiana, ma allora vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare dal nostro meteorologo. Le nostre zone sono ancora sottoposte a correnti di aria umida, instabile, però il motore che crea questa situazione ha creato questa situazione per tanti giorni, addirittura più di una settimana, più di 2 settimane, e perde potenza, quindi abbiamo sì questa aria umida ma non è intensa, quindi i fenomeni collegati sono molto più leggeri. Prevediamo per domenica, inizialmente soprattutto in pianura, naturalmente di prima mattina della velatura del cielo, qualche foschia, qualche banco di nebbia, il terreno intriso d'acqua come abbiamo visto, come sappiamo, quindi questo dà un contributo alla nebbia.
però poi nella giornata avremo anche dei rasserenamenti. Per domenica cambia poco, inizialmente un po' di velatura, in zone interne un po' di foschia, qualche banco di nebbia e poi rasserenamenti, però dalla serata ecco che si approssima un altro sistema frontale, una coda di un sistema frontale è abbastanza leggera, quindi non darà grossi effetti, però porterà un aumento della copertura del cielo e qualche precipitazione. Nel corso della settimana potremo avere dei picchi di abbassamento delle temperature che potrebbero andare sotto zero, ma sono solo dei picchi, dei momenti. Siamo adesso alle notizie da Belluno e provincia. Purtroppo il maltempo di cui ha parlato il nostro meteorologo non aiuta la frana di Schiucaz. Oggi 3.000 metri cubi di fango e sassi si sono staccati dal versante, l'incubo per la frazione del comune di Alpago continua. Paura, insomma, è logico paura perché hai visto cosa è venuto là, no? Adesso le previsioni non si sa se ci fanno andare via ancora. C'è paura nel borgo di Schiucazza che stamattina si è svegliato di soprassalto dal frastuono provocato da un nuovo distacco di fango e sassi. Allora guardate, si vede la macchina operatrice che sta lavorando, ma alle 7:15 di questa mattina quel versante che era di colore grigio improvvisamente è diventato tutto marrone, è franato 3.000 metri cubi di materiale. Qui a Schiucazza continua il terrore, continua la paura e ora si sta decidendo se sgomberare il paese. Il materiale franato ha lambito le prime abitazioni della frazione, fortunatamente non ci sono state conseguenze. Nel pomeriggio in municipio a Fara d'Alpago è stata assunta la decisione temuta dai residenti. Per la sicurezza di tutti abbiamo ritenuto opportuno risgomberare ancora una parte del paese. E quante famiglie sono interessate? Sono interessate 2 famiglie, le solite 2 famiglie, purtroppo quelle più messe in difficoltà da questa situazione. Un versante che per i tecnici è come un puzzle complesso da leggere. L'impresa sta lavorando senza sosta da metà novembre, da quando cioè sono potuti ripartire i lavori che non rientrando nel post vaia hanno dovuto attendere il via libera dal Ministero. Era già stato assegnato il lavoro e l'azienda è venuta a lavorare in realtà in emergenza, non in funzione di quello che dovevano fare. Questo purtroppo è quello che è avvenuto. C'è stata garanzia da parte di Veneto Strada e di quant'altro che adesso i lavori non smetteranno finché non ci sarà la massima sicurezza. È una situazione che preoccupa da qualche tempo, dice il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi, ma i residenti invocano un intervento definitivo. Siete arrabbiati? Per forza, perché non hanno fatto quello che dovevano fare in pratica, hai capito? Siamo usciti in l'altro giorno noi là e l'altra famiglia in 2 solo, però noi abbiamo sempre la nonna di 93 anni che crea problemi, capito? E dalle 22 di stasera fino alle 17 di lunedì 2 dicembre sarà nuovamente chiuso il transito sul ponte di Santa Caterina, ponte nelle Alpi, per i lavori di impermeabilizzazione della nuova soletta e di realizzazione della pavimentazione lungo l'intero asse dell'infrastruttura. Si allungano perciò i tempi e i lavori che avrebbero dovuto essere consegnati il 3 novembre scorso sono stati contestati dal Comune che ha già chiesto i danni all'ANAS. Minore agganciata su Instagram da un uomo che la induce a trasmettere foto e video a sfondo erotico e poi la minaccia di rendere pubblico il materiale, un 36enne individuato dalla squadra mobile di Belluno. Dietro una foto fasulla usata come esca per guadagnare follower su Instagram c'era un maniaco e quei complimenti che forse sulle prime l'avevano lusingata dopo poco tempo si sono trasformati in insulti e minacce. Un incubo per una 17enne filtrina finita nelle grinfie virtuali di un 36enne che la scorsa estate l'ha indotta a inviargli foto e video a sfondo erotico. Un gioco andato avanti per un paio di mesi fino a quando le attenzioni di quel seguace sono diventate morbose al punto da impaurirla. La giovane decide di chiudere le trasmissioni, lui si infuria e inizia a minacciarla. Diffondo le immagini alla tua famiglia e ai tuoi amici, le dice. È la madre della ragazza ad accorgersi che qualcosa non va. Preoccupata la donna si rivolge alla polizia che a fine agosto inizia le indagini delegate dalla Procura dei minori di Venezia.
All'identità dell'uomo gli inquirenti arrivano monitorando il profilo usato su Instagram. Nella sua abitazione a Palermo la squadra mobile sequestra telefono, PC e pendrive. All'interno un campionario di foto di donne in atteggiamenti inequivocabili. Il 36enne fino ad ora si è difeso dicendo che la sua intenzione era quella di proteggere quella giovane, ma il suo slancio di presunta generosità gli costerà caro. L'uomo è indagato per pornografia minorile e se le indagini confermeranno le circostanze rilevate sino ad ora, non è escluso che nei suoi confronti possono essere contestati anche i reati di revenge porn e di estorsione. Tra pochi minuti in onda una nuova puntata di 20:10, ospite del direttore Luigi Baccialli, il politologo Paolo Feltrin. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, sarà un sabato all'insegna del sole prevalente. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia e nube bassa al mattino, specie sulle pianure meridionali e sulle aree costiere, ma in rapido dissolvimento. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -1 e 7 gradi, valori massimi sostanzialmente stazionari tra i 9 e i 12 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo stabile, sarà infatti soleggiato salvo per innocui addensamenti, specie sui settori costieri della nostra regione. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere come vediamo un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 11 e 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.